Benvenuti ragazzi in un nuovo video del mercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare un po' del pre-partita di Napoli-Como. Quest'oggi, una piccola premessa, non uscirà subito il video del post partita perché sono a casa di amici a guardare la partita e quindi non potrò pubblicare la partita fin quando non ritorno a casa. Quindi appena ritorno a casa mi metto il telefono e la registrerò, oppure la registrerò direttamente domani mattina. Non lo so, ma penso più stasera che domani mattina. Però vabbè. Allora, partiamo prima con la formazione del Napoli. Dovrebbe giocare il 4-3-3 se ritorna ai vecchi tempi, e finalmente direi 4-3-3. Innanzitutto mi rivedete con la maglia 22-23, mamma mia, bellissima. Io ve l'ho già fatta vedere nel video delle maglie. Mamma mia, guardate, voglio, che bellezza. Il logo del Napoli, rilievo, e a 7, Lite e MSC e Amazon. Non è di nessuno la maglietta, cioè non hanno fatto mettere il nome. Vabbè, allora il Napoli gioca con Milinkovic, Savic a porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola, poi Anghissà, McTominay, Gilmour, Politano, Hollywood, Neres. Cioè, in molti aspetti della formazione, ma diciamo sono come l'anno scorso, tranne per qualche nuovo acquisto oppure per qualche cambiamento, magari per qualche infortunio. Per esempio la difesa era come quella, infatti era come quella dell'anno scorso, il centrocampo più o meno era come l'anno scorso, perché Gilmour non giocava Gilmour ma giocava Botka, che ora è infortunato, cioè non è guarito dall'infortunio, però è in ballottaggio, però dovrebbe giocare Gilmour. Speriamo che giochi Gilmour perché l'ho messo titolare al fango. Vabbè, poi Politano, Neres e Holland. In questo caso cambia solo Holland, che l'anno scorso c'era Lukaku infortunato, che recentemente ha ripreso gli allenamenti, però dovrebbe ritornare per dovrebbe ritornare a giocare per dicembre. Poi ovviamente non scenderà subito titolare, però per dicembre dovrebbe essere di nuovo convocato. Che dire, il Como come sappiamo è una squadra difficile per ogni squadra ad affrontare. Speriamo che Indigo Paz non si svegli e dice famo fare 5 gol, famo fare 3-4 gol. Speriamo di no, spero vivamente di no. Poi ovviamente ci stanno altri fenomeni, come Diao. Mamma mia, voglio Diao, un'ala bellissima. Io lo vorrei, lui e Nico Paz li vorrei. Per più fattibile sarebbe Diao, è bravissimo, e ha molto talento. L'anno scorso, se non sbaglio, ci fece pure un gol, o uno o due gol, adesso non ricordo, nella partita no, di andata e di ritorno. Però vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi tutti al canale e mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate di questa formazione, della probabile formazione di Napoli Como, e in descrizione nel primo commento ci sarà il link del gruppo Telegram. Ciao!